Un tombino sfonda la vetrina dell'osteria sotto la Torre di Mestre per rubare poche monete nella cassa. Il carabiniere non ha arrestato un pregiudicato di origine nordafricana. A Jesolo torna l'incubo Maranza, 2 risse in 3 giorni. Il sindaco De Zotti furioso corre ai ripari. Domani col prefetto troveremo una soluzione, dice, per intensificare le misure di sicurezza. 75enne si accascia sulla spiaggia di Jesolo e muore sotto gli occhi dei bagnanti e della sorella. È crollata sulla sabbia mentre si trovava vicino agli ombrelloni. Paura a Venezia per l'incendio divampato in un appartamento in Riva Sette Martiri. Il rapido intervento dei vigili del fuoco ha permesso di circoscrivere le fiamme. 2 persone rimaste lievemente ferite. A Venezia 12 strutture ricettive irregolari su 14 controllate, scovato anche un alloggio turistico intestato a un morto e 5 locazioni turistiche prive di codice identificativo. Venezia ha vinto la 71esima edizione della regata delle antiche repubbliche marinare svoltasi a Pisa. Il galeone di San Marco non vinceva dal 2019. Il sindaco Venturini invita l'equipaggio a Caparseti. Telespettatori di Antenna 3, buonasera e ben ritrovati. Il telegiornale di Venezia che si apre con la cronaca. Come spesso accade in questi casi sono più i danni che il bottino, ma la rabbia resta uguale. Parliamo della spaccata in pieno centro a Mestre con un uomo già noto alle forze dell'ordine che dopo aver preso un tombino dalla strada l'ha scaraventato contro l'osteria La Torre per rubare soltanto poche monete. Verso le 2:30 è entrato con il tombino, ha sfondato la porta. Per fortuna la polizia ha agito subito. Dopo la chiamata sono arrivati dopo pochi minuti e sono riusciti a tirarlo fuori perché era incastrato dentro. Sono arrivati in giro di 2 minuti, 2-3 minuti. Bersaglio della furia di un malvivente già noto alle forze dell'ordine, l'osteria La Torre di Mestre, dove nella notte ha prima tentato di sfondare la vetrina a calci, poi ha utilizzato un tombino preso dalla strada per riuscire ad entrare nel locale. Il soggetto, di origini africane, ha infranto la vetrata dell'esercizio commerciale rubando poche monete custodite nel fondo cassa. Alcuni testimoni che lo avevano notato aggirarsi con atteggiamento sospetto nella zona hanno subito dato l'allarme ai carabinieri. Io non ero presente. Eravamo già andati tutti quanti a casa alle 2:30 circa, quindi... Immagino però la paura, insomma, del momento anche del tuo titolare. Di sicuro una chiamata alle 3 del mattino dicendo che sono entrati in locale non è il massimo. I militari della radiomobile sono intervenuti in pochi minuti e hanno rintracciato l'autore della spaccata nelle vicinanze del locale. Al momento del controllo aveva ancora con sé la manciata di monete appena rubate. Arrestato, ha trascorso la notte in cella ed è comparso davanti al giudice per la convalida del fermo. Per l'osteria La Torre non si tratta però di un episodio isolato. È successa un paio di anni fa e un altro che era riuscito a entrare, però anche in quel caso è stato arrestato praticamente subito. Sono cose che purtroppo accadono sempre più spesso. E sempre più spesso purtroppo, lo raccontiamo nei nostri telegiornali e non solo nel veneziano, le risse tra i Maranza. A Jesolo torna questo incubo e siamo in piena estate, ovviamente con tanti turisti. 2 zuffe in 3 giorni. Il sindaco De Zotti furioso corre ai ripari. Domani con il prefetto, il comitato ordine pubblico e sicurezza, quindi misure più stringenti, anche forse l'allargamento della zona rossa. Inizia la stagione a Jesolo, tornano i Maranza a seminare il terrore. 2 risse in 3 giorni, una trentina di ragazzi, molti minorenni, hanno allarmato i residenti e i commercianti che chiedono si intervenga prima che la situazione degeneri. Ecco, è partita, ragazzi. Stanno tirando. Ragazzi, basta, abbiamo chiamato i carabinieri! Dopo la prima rissa in spiaggia nella zona di Piazza Brescia, i Maranza, che probabilmente non avevano finito di regolare i conti, si sono dati appuntamento nella zona dello stadio in via Herrera. Furioso il sindaco De Zotti, che insieme al prefetto Pellos ha deciso di intensificare le misure di sicurezza, oltre alle zone rosse già in atto da tempo. 2 episodi che non hanno comportato conseguenze gravi o fatali e comunque non hanno visto l'impiego di armi, ma che danno fastidio. Sappiamo che è un fenomeno
meno diffuso, quello di Maranza, quindi anche in questo caso parliamo di ragazzi minorenni, quasi tutti di seconda generazione del territorio, che sono anche animati da un odio interrazziale, quindi una cosa un po' strana e un po' assurda, fenomeni che vogliamo bloccare fin dal principio perché non vogliamo che degenerino, un fenomeno che è molto limitato da un punto di vista fisico perché parliamo di tutta questa zona, quindi la zona della stazione degli autobus, del McDonald's e della spiaggia di Piazza Brescia, quindi molto facilmente circoscrivibile, e quindi capiremo appunto se possiamo fare una maggiore vigilanza e maggiori azioni, e da un punto di vista comunale se ci sono provvedimenti o regolamenti che possiamo modificare proprio per estirpare fin da subito questo fenomeno. Quindi il messaggio che vogliamo dare è un intervento pronto e immediato perché arrivi chiaro ai destinatari il fatto che oltre ad essere allontanati, e quindi arriveranno anche dei provvedimenti da parte del questore, dei DACUR nei confronti dei responsabili, deve essere un messaggio condiviso a tutti che chi viene a Jesolo o vuole venire a Jesolo per fare confusione o minare la libertà degli altri non ha il benvenuto, e quindi vogliamo che se ne stia a casa sua. Al momento sono stati identificati 3 dei minori coinvolti nella rissa in spiaggia, residenti tra Eraclea, Jesolo e in provincia di Treviso, mentre i carabinieri stanno passando al setaccio video e telecamere della zona per rintracciare gli altri. Per Confcommercio si tratta in primis di un problema sociale che va affrontato a monte. Puoi spostare da Jesolo qui da Aspo, puoi fare quello che vuoi, ma si spostano a San Donato, Conegliano, a Treviso, e quindi è un fenomeno che difficilmente riesci a bloccare se non si fa veramente una riflessione profonda. Poi non vorrei incolpare solo i Maranza, ma ci sono anche le baby gang italiane. Poco cambia. Un ragazzo di 14 anni che è fuori a picchiarsi con gli altri alle 4 di notte non può avere una famiglia che torna a casa e non gli interessa niente. Fare i genitori vuol dire anche rinunciare un po' della propria libertà per seguire i figli e dargli le giuste indicazioni e i giusti valori. Purtroppo, a mio avviso, stiamo perdendo questa fase. Intanto ATVO fa sapere che anche quest'anno è confermato il servizio con le guardie giurate nei terminal, dal 12 giugno al 30 agosto sia a Jesolo che a Mestre. Restiamo a Jesolo, una tragedia che si è consumata in pochi istanti, una 75enne che si è accasciata sulla spiaggia ed è morta sotto gli occhi dei bagnanti e anche della sorella, è accaduto nella zona dell'Arenile corrispondente alla Torretta 5, nella zona di via Mascagni. La donna, l'anziana, si è accasciata mentre si trovava vicino agli ombrelloni, l'allarme è stato lanciato proprio dalla sorella, vani purtroppo i soccorsi, gli addetti al salvataggio sono intervenuti immediatamente avviando le pratiche di rianimazione in attesa del SUEM, il personale sanitario a sua volta ha tentato di rianimare la 75enne, ma nonostante i loro tentativi hanno dovuto soltanto constatare il decesso, sul posto anche la polizia locale. E c'è stata molta apprensione ieri sera a Venezia con, le vedete queste immagini, il fumo e le fiamme sotto gli occhi dei residenti, visibili in tutta la città. A Castello il rogo di un appartamento, fondamentale l'intervento dei vigili del fuoco. Le fiamme escono dalla finestra del sottotetto affacciandosi sul bacino di San Marco. Tutti, dai passanti in riva a Sette Martiri ai passeggeri dei vaporetti da e verso il Lido, guardano con apprensione l'evolversi dell'incendio che ha colpito una fittanza turistica all'ultimo piano di un palazzo. Il timore, come sempre in questi casi, è che il fuoco possa propagarsi. Sono le 21:30 circa e per strada c'è ancora diversa gente. A un certo punto si è sentito un fortissimo odore di come gomma bruciata e usciva del fumo nero dai tetti. Ci siamo avvicinati un po' per capire che cosa stesse succedendo e poi a un certo punto, prima di avvicinare, siamo sentito come una specie di esplosione e forse erano i vetri che sono esplosi e poi le fiamme erano altissime, molto alte, e abbiamo temuto il peggio, che queste sono case vecchie piene di travi di legno e avrebbe potuto avere un'entità veramente maggiore. Alberto Cancian, sindacalista, pilota CTV, direttore artistico dell'ultima radio rimasta a Venezia, che in queste callici è nato, racconta di un intervento dei vigili del fuoco tempestivo ed efficace. Tutti gli occupanti erano già usciti dal palazzo, 2 i feriti, una persona lievemente intossicata dal fumo, un'altra con lievi ustioni. C'erano parecchi ragazzi giovani, abbastanza in stato confusionale, perché immagino che siano stati spaventati. Non sappiamo le cause, non lo sappiamo, saranno delle indagini, non lo so, però i ragazzi si erano qua che giravano in stato veramente, erano molto confusi, anche noi siamo abitanti della zona
Abbiamo cercato anche di parlarci con loro perché erano molto giovani. Cosa vi hanno detto? Hanno detto che parole sconfusionate, paura, tanta paura, e non sapevano quasi che cosa rispondere. Per diversi anni questo edificio è finito regolarmente sui media nazionali. Dal 1996 al 2011 qui davanti veniva montato il palco sul quale la Lega celebrava ogni settembre la dichiarazione di indipendenza della Padania con tanto di versamento in laguna di un'ampolla d'acqua prelevata dalle sorgenti del Po. Celebri i battibecchi con la signora Lucia, una residente all'ultimo piano, che per 12 anni espose il tricolore in occasione dei raduni leghisti. Oggi qui ci sono invece molte affittanze turistiche e all'interno appartamenti sfitti di edilizia pubblica. I vigili del fuoco sono intervenuti subito e l'hanno domato in pochi minuti, e grazie a loro, perché appunto c'era anche un po' di vento, avrebbe potuto causare dei danni molto più maggiori di quello che è successo. Affittanza turistica, alloggio turistico era dunque quello divorato dalle fiamme. E a proposito di alloggi turistici, controllo del tappeto della Guardia di Finanza e di Polizia Locale contro l'abusivismo Recettiva Venezia. Ebbene, 12 delle 14 attività controllate sono risultate irregolari. In un condominio di Cannareggio 4 appartamenti formalmente locazioni turistiche erano in realtà la dépendance di un albergo vicino. Il caso più particolare è una locazione turistica nello stesso stabile sconosciuta all'anagrafe e il cui intestatario risulta deceduto da circa 2 anni. In altre zone sono state individuate altre 5 locazioni turistiche senza il codice identificativo obbligatorio. Complessivamente le sanzioni amministrative superano i 26.000 euro. Ancora la cronaca e ancora le tensioni nei confronti dei sanitari, come quanto avvenuto al pronto soccorso all'ospedale dell'Angela Mestre. Purtroppo non è la prima volta. Nessuno viene mandato via, nessuno viene non trattato, bisogna avere pazienza, avere rispetto anche di chi lavora. Insomma. Spesso la gente si aspetta invece a volte ha delle pretese che vanno oltre i limiti che noi in maniera operativa possiamo dare. È l'ennesimo episodio di tensione, quello registrato al pronto soccorso dell'Angelo di Mestre. Operatori sanitari costretti a barricarsi negli uffici del triage e forze dell'ordine chiamate per riportare la calma. È la ricostruzione di quanto accaduto nella notte tra sabato e domenica, dove una lunga attesa ha fatto esplodere la furia di pazienti e familiari. Un gruppo di utenti ha protestato contro i lunghi tempi di attesa, arrivando a rivolgere minacce e insulti agli operatori. Le aggressioni verbali sono andate avanti per circa un'ora e hanno coinvolto una dottoressa e un'operatrice sociosanitaria. Nel tentativo di spiegare che le priorità erano determinate dalla presenza di casi più gravi, un medico e un OS sono stati a loro volta bersaglio delle contestazioni. L'operatrice sarebbe stata anche strattonata da un familiare. L'intervento della vigilanza non è bastato a placare gli animi. Sul posto sono quindi arrivati polizia e esercito che hanno riportato la situazione sotto controllo. L'azienda sanitaria ha condannato l'episodio avvenuto in un giorno di forte afflusso, con accessi al pronto soccorso ben superiori alla media. I nostri operatori che sono lì che fanno il loro lavoro. Io quello che dico è che da un lato ovviamente ringrazio gli operatori per quello che fanno in momenti difficili e delicati in cui vediamo anche tantissimi anziani arrivare ai nostri pronti soccorsi, quindi con problemi anche di dare risposte in tempi rapidi ai bisogni che le persone si aspettano. Noi stiamo lavorando perché questo ovviamente i tempi di attesa calino, però se durante soprattutto i fine settimana i nostri pronti soccorsi sono presi d'assalto si fa fatica a dare risposte in tempi rapidi. Ci vuole collaborazione reciproca, siamo lì a servizio dei cittadini e anche il cittadino deve avere la pazienza e capire che le situazioni non sono quelle di una disorganizzazione ma quella di una presa in carico di un grandissimo numero di pazienti. La politica adesso, mentre si attende a giorni la nuova giunta di Venezia guidata da Simone Venturini, è impazza come sempre il Toto Giunta. Il centrosinistra sta ancora cercando di metabolizzare la pesante sconfitta e questa mattina ospite del direttore Luigi Baccialli a Focus, Massimo Cacciari ha analizzato dal suo punto di vista le cause della sconfitta. Il campo largo non è riuscito a dare di sé un'immagine di effettivo rinnovamento. La candidatura di Martella era una candidatura sotto certi aspetti del tutto dignitosa ma incapace di suscitare il benché minimo entusiasmo, no? Non aveva assolutamente il sapore del rinnovamento. Ora se il campo largo non riesce a
coinvolgere quelli che poi hanno determinato, quei settori sociali che poi hanno determinato anche il successo del referendum, che sono soprattutto i giovani che sono andati a votare per il referendum e non sono tornati a votare per Martella. In questo caso a Venezia il programma anche c'era, perché obiettivamente, grazie soprattutto al lavoro svolto in questi anni dalla Fondazione Pellicani, il Campo Largo si era presentato con un buon programma, con un buon discorso su Venezia. Ma poi occorrono anche le persone, occorre anche il clima generale che riesce a determinare e che chiaramente non era possibile determinare con una proposta politica centrata su Andrea Martella. Ecco, ha pesato, professore, anche il fatto che sia stata percepita la candidatura di Martella come quella del parlamentare, del senatore che comunque arriva da Roma, quindi non è quello che sto dicendo, direttore, è esattamente quello che sto dicendo. La candidatura Martella è una candidatura d'apparato. Sì. È una candidatura d'apparato, decente, niente di scandaloso, ma completamente d'apparato. Questo è un breve estratto dell'intervista di questa mattina a Focus TG e intanto sul fronte opposto Marina Faraguna, nuova presidente della municipalità del Lido e Pellestrina, è pronta a iniziare il suo lavoro. 26 anni dopo le elezioni di Fanny Gargian, una donna è tornata alla guida e alla presidenza della municipalità del Lido Pellestrina. È Marina Faraguna, 56 anni, coordinatrice di Fratelli d'Italia del Lido e Pellestrina, che guiderà una maggioranza di centrodestra che si muoverà in continuità con la precedente legislatura. Saremo in continuità come centrodestra sull'amministrazione precedente, però abbiamo perso qualche buona occasione, quindi raccoglierò la mia esperienza per evitare certi errori e andare avanti, insomma. Ecco, quali pensa che possono essere 2 o 3 pilastri delle urgenze da affrontare per Lido e Pellestrina? Come sanità cercare di portare un pronto soccorso salvavita anche a livello pediatrico, sia a Lido che a Pellestrina, H24. Per quanto riguarda i trasporti, noi viviamo in un'isola, viviamo lenti, ma questo non deve essere un ostacolo. Per terza cosa, la residenza è indispensabile, quindi fare una mappatura delle case chiuse del comune ovviamente e cercarle di riaprire. Tanti i temi caldi sul tavolo. Lo snodo della ciclabile, per cui cercheremo intanto di percorrerla, di viverla e di vedere dove ci sono ancora dei punti da correggere, quindi mandare avanti i lavori e renderla ufficialmente aperta al pubblico, quindi questo è sicuramente prioritario, e poi essere un tavolo d'ascolto, sentinelle del territorio. Faraguna è però certa che alle municipalità saranno assegnate dal sindaco deleghe e risorse. E noi ci aspettiamo che lui dia delle deleghe alle municipalità, sentinelle, ripeto, del territorio. Delle deleghe anche con portafoglio, cioè con un budget da gestire? Direi decisamente, visto le necessità del Lido Pellestrina. Dopo 7 anni Venezia si è aggiudicata la 71esima edizione della regata delle antiche repubbliche marinare, svoltasi ieri pomeriggio a Pisa. Venezia ha vinto la 71esima edizione della regata delle antiche repubbliche marinare svoltasi a Pisa. Il galeone di San Marco non vinceva dal 2019 e si è imposto dopo una gara condotta in testa davanti a Genova che ha dominato le ultime 4 edizioni, ma quest'anno è stata squalificata per salto di corsia, cedendo così il secondo posto al galeone rosso di casa. A chiudere Amalfi. Il sindaco Venturini si è subito congratulato telefonicamente con l'equipaggio vincitore, invitandolo quanto prima a Cafarsetti. Le vittorie dei nostri atleti mi riempiono di orgoglio, ha dichiarato Venturini. Mi congratulo con tutti loro, con l'equipaggio femminile arrivato secondo e con quello maschile che ha vinto il palio, riportando in laguna il trofeo delle antiche repubbliche marinare. La regata è stata preceduta dallo spettacolare corteo storico delle antiche repubbliche marinare italiane, durante il quale centinaia di figuranti delle 4 città sui lungarni sono stati chiamati a rievocare momenti e personaggi della storia di ciascuna repubblica. Ci fermiamo qui con il telegiornale di Venezia, il meteo, poi c'è Treviso, a fra poco.